Partendo dal presupposto che non sono gare facili e non può essere neanche quella col Catania, io credo che in questo momento non so se è un vantaggio o meno, ma credo che ci sia l'entusiasmo, fa bene, ma troppo entusiasmo, lo noti anche tu, che potrebbe nuocere o no? No, dentro il nostro spogliatoio no, perché per fare uno degli esempi che posso fare per avvalorare questa tesi è che noi ieri abbiamo visto insieme la partita Napoli-Catania e ci siamo resi conto di quante difficoltà ha avuto il Napoli in quella partita. Il Napoli è davanti a noi, sempre stato davanti a noi, e quindi ci siamo resi perfettamente conto di una realtà che troveremo prima di tutto, perché il Catania è un'ottima squadra, partita magari con qualche ambizione in più, ma è una squadra che ha talento, gambe e qualità. Quindi noi, proprio il silenzio che ho sentito nella nostra sala riunione mentre guardavamo quel pezzo di partita nel quale il Catania ha avuto la possibilità di andare in vantaggio prima che sbloccasse la situazione del Napoli e delle difficoltà che abbiamo visto, ci siamo resi conto. Questo è uno degli esempi, altri ne potrei citare, ma noi siamo consapevoli delle difficoltà che affronteremo. Non mi pare che ci sia tutta questa euforia, non mi sembra, non credo che ci sia. Se comunque non mi riferivo soltanto alla squadra, mi riferivo a tutto l'ambiente. Io francamente non... Era una domanda, spero non mi sono accorto, spero di non aver fatto un errore. Il Catania è una squadra, guardando i numeri, che fa molti falli, perché è una squadra, ma che ne subisce molti. Questo significa che sì, forse è una squadra, tra virgolette, rognosa, ma è una squadra che se subisce tanti falli vuol dire che anche si propone, perché altrimenti... Abbiamo visto anche un pezzo di Catania. Non gioca neanche un calcio così poi sparamino, perché propone giocatori con se lodi no, campo. Io la definirei una buona squadra, tutte le altre definizioni mi sembrano sminuire il valore della squadra di Simeone, che ha tanto voglia di far vedere che è un giovane e bravo allenatore nel nostro paese. Squadra con tanti sudamericani, questo vuol dire talento, palleggio, carattere. Stinca il mus, che domani le dure. Pinzi in settimana ha detto che potrebbe essere una gara come quella vista con il Bari, con il Brescia. Chi ha detto? Pinzi. Anche lei di questo avviso? Io penso a una partita piena di insidie, sicuramente. Come ha impostato la squadra per la partita di domani? Queste sono domande a cui non si può rispondere in maniera molto precisa, bisogna essere abbastanza vaghi e non cercare di aggirare. No, ma l'impostazione che noi diamo alla nostra partita normalmente è un'impostazione che tiene conto di tante cose, quindi io come sempre ho cercato di lavorare su tutto in questa settimana, sull'aspetto tecnico, tattico, nervoso, dell'attenzione, della determinazione, insomma. Però credo che più che... sì, indubbiamente questo tipo di lavoro è importante ed è sempre stato condiviso dalla squadra, ma la cosa più importante è sapere che ci stiamo giocando qualcosa di molto importante, quindi dobbiamo avere, come diciamo sempre, una grandissima umiltà ma anche molta ambizione in questo momento della stagione. Prima Guido ha fatto il discorso dell'entusiasmo, che ha detto ma no, dentro la squadra no, perché interviene l'allenatore magari un po' a smorzare le ali, o perché proprio entra ormai in automatico questa cosa della squadra che cancella, questo è un altro discorso, io
non posso garantire che noi siamo in grado di cancellare, riscrivere, no, questo no, però mi sembra che la squadra abbia questo atteggiamento, diciamo così, mi pare di poter dire maturo, insomma, poi consapevole di quello che ci stiamo giocando, consapevole delle insidie che troveremo di domenica in domenica e vogliosa di andare avanti. Questo mi pare di vederlo senza una, come dire, quell'euforia che potrebbe solo danneggiarci, mi pare di non vederla. Poi sono ragazzi giovani, sono ragazzi a cui piace giustamente sorridere, scherzare, questo fa parte di tutte le squadre. Mister, Sí. Chi? Para Televisión Nacional de Chile, ¿cómo califica el actual momento del Udinese y de Alexis Sánchez? Io parlo dell'Udinese, cioè Sanchez è un elemento dell'Udinese, è un nostro giocatore importante che fa parte del nostro gruppo. L'Udinese si sta giocando una parte importante del campionato, affronteremo l'ultimo quarto di campionato, dovremo cercare di ottenere più punti possibile per possibilmente entrare in Europa. Questa è la nostra dimensione attuale. Y si clasifican a Europa Champions, Non lo so, questo non lo so. la idea es Non lo so, mantener. noi non lo so, guardi, non voglio parlare di mercato, non voglio parlare di... Abbiamo parlato 1000 volte, se lo faccia dire da lei e i suoi colleghi. No, noi stiamo pensando al Catania adesso. Signor Guidolin, giornalista chileno, in Chile ci sono molti tifosi del Udinese, puede saludarlo. A noi fa molto piacere avere molti supporter, sono sicuro che ovviamente è per merito perché con noi giocano due ragazzi cileni che stanno facendo onore a se stessi, hanno la nostra squadra, al proprio paese, come Maurizio Isla e Alexis Sanchez. Speriamo che vada tutto bene nel prossimo periodo per tutti noi. Un saluto ai tifosi cileni. L'ultima cosa volevo chiederla sul rinnovo del contratto, che segnale è e quanto le ha fatto piacere? Ma come ho già detto, in 3 parole, perché non c'è da parlare molto di questa cosa, mi ha fatto piacere, sono contento, vuol dire che i miei giocatori sono i primi a dover essere ringraziati, l'ho fatto nei giorni scorsi perché se è arrivata questa possibilità vuol dire che il merito è stato dei ragazzi che mi hanno fatto passare forse più bravo di quello che sono in questo periodo. Ammesso che lo sia, bravo, un po' più bravo di quello. E sono molto felice perché ho detto da sempre che mi piace stare qui, vorrei finire qui, è un contratto molto lungo e mi inorgoglisce il fatto di legarmi e di appartenere a questo club e a questa terra. L'unica cosa che non sono giuste sono le cifre, perché io sono molto contento del mio contratto, l'ho rinnovato, cioè abbiamo messo 3 secondi a metterci d'accordo, guadagno quello che guadagnavo a Parma e quello che guadagnavo quest'anno, non ho speculato sul momento, non ho neanche tentato perché non mi interessava. Ma per la squadra invece che segnale è? Cioè nel senso che se la società rinnova un contratto così lungo a un allenatore, che segnale è per la squadra? È un segnale comunque di garanzia anche per la squadra. Sì, penso che sia un segnale importante, un segnale... sì, un segnale di stima nell'allenatore, di stima nel lavoro che si sta facendo, di valutazione positiva del lavoro che si sta facendo. Basta, nient'altro. Avevamo detto che ci saremmo trovati, io ero pronto, ha fatto la prima frase e in 2 minuti abbiamo chiuso qua. Si è parlato di qualcosa a livello programmatico, mister, nel rinnovo del contratto? Adesso noi pensiamo al Catania, non ho più voglia di parlare di... Grazie, scusatemi, ma è un capitolo... No, per dire, io non avrei neanche detto questa settimana, ma siccome
sapevo che poteva uscire qualche, e ci tenevo molto a dirlo di persona ai miei giocatori, perché secondo me se è arrivata questa proposta, questa possibilità, ripeto, è per loro, è per merito loro. Allora ho riunito la squadra e gli ho detto alla squadra, ringraziando la squadra. Da quel momento, pensando che l'avremmo ufficializzato nella settimana della sosta, abbiamo anche deciso di metterlo nel sito. Io non ne vorrei parlare più. Bene. E del Catania cosa possiamo aggiungere? E del Catania, se volete, stiamo con un'altra mezz'ora, perché ho da dirvi tante cose. È l'unica squadra che non ha mai vinto in trasferta, già questo secondo me è roba da toccare. Non è meglio se parlavamo del contratto. Non bisogna essere superstiziosi con nel mondo del calcio c'è questa roba qua. Però non hanno mai vinto, difficilmente vinceranno domani. Io sarei un po' meno sbruffoncello di voi e manterrei il nostro profilo basso, sì, la nostra dimensione, sapendo che nel nostro mondo le parole te le tiri contro, allora noi non usiamo quasi mai le parole e vediamo di fare qualche fatto ancora se ci riusciamo. Del resto questo è il nostro destino, noi potremmo annunciarli, lo dico sempre, i risultati, ma prima di annunciarli bisogna farli. E allora nel vostro lavoro ci sono le statistiche, ci sono i dati, è giusto che emergano, è giusto, è chiaro per la gente, è giusta la provocazione, è giusto tutto. Noi che abbiamo di fronte però i fatti e non le parole, delle volte quando sentiamo certe parole ci tocchiamo. Allora, è così dappertutto, è la verità. E sarebbe così se fosse rovesciato. Ti aspetteresti qualche... Com'è il campo? Non lo so. Non sei andato a... Non vado mai così, non vado mai. E non lo so. Speriamo che sia. No, siccome tu avevi detto che c'è sì, lo so, terreno però là che penalizza sì, un pochino. probabilmente dopo la sosta dovremo avere gli effetti positivi del lavoro che si sta facendo e anche della primavera che dovrebbe avanzare. Domani. Una risposta del pubblico magari un po' più numerosa, credo che forse sarebbe Ma anche doverosa per la squadra. No, certo, senz'altro. Magari fosse pronto lo stadio nuovo, mai come in questo periodo sarebbe bello, proprio bello, giocare in uno stadio più raccolto, sì. Anche lì io non ho mai fatto nessun tipo di appello, perché insomma non è giusto, chi decide di venire a vedere la partita deciderà e noi speriamo di fornire una buona prestazione, un buon risultato e ce la metteremo tutta. Complessivamente la squadra come sta? Anche Domizzi? Scusa? Anche Domizzi, intendo? No, sono tutti a posto, non ci sono problemi, al momento non ci sono problemi, sono tutti disponibili. La prossima settimana anche tanti nazionali convocati, come al solito. Ne parleremo mercoledì. Dimmi, scusa. No, come al solito appunto onere, onore di avere... Sì, vabbè, ma adesso dobbiamo concentrarci sulla partita che chiude come sempre le settimane di lavoro, che poi come io sostengo sempre la parola passa domani alle 3 al campo, tutte le chiacchiere, le voci, le parole che non contano un tubo, ripeto quello che ho detto un attimo fa, e la settimana si chiude con la partita per noi di domani, per le altre con le loro partite e poi penseremo allo sviluppo della prossima e al prossimo impegno. En questo momento, el gran momento del Udinese, ¿cómo se mantiene la concentración de los jugadores jóvenes como Sánchez, Isla, Armero? Ma, con la consapevolezza che stiamo giocando per un traguardo importante che è l'Europa, quindi credo che questo non dovrebbe neanche su questo non dovrebbe neanche intervenire l'allenatore, dovrebbe essere naturale, anche se sono ragazzi giovani, che questa motivazione, che questo stimolo, che questo obiettivo ci deve mettere nella condizione di essere concentrati al 1000 per 1000. Credo che sia così. Grazie. Va bene? Grazie. Grazie. Ciao ragazzi. Com'è Stinca il mus?